Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Come sempre ogni giorno, ogni settimana analizziamo una partita che si giocherà nel fine settimana di campionato, riprendendone una del passato, e oggi l'occhio mi è caduto su Empoli-Parma, andando a ripescare la partita del 20 dicembre del 1998, parliamo della stagione 98-99, un periodo climaticamente diverso, visto che adesso inizia a fare caldo e siamo alla fine del campionato. Lì invece eravamo più o meno alla metà della stagione, la 14ª giornata di campionato. L'Empoli è ancora allenato da Mauro Sandriani, che verrà poi esonerato per far posto ad Orrico. Nonostante questo però i toscani non riusciranno a salvarsi. Il Parma di Alberto Malesani invece è teoricamente ancora in lotta per lo scudetto, ma alla fine dell'anno si piazzerà al quarto posto, vincendo però Coppa Italia e Coppa UEFA. Empoli-Parma è una partita che mi è tornata in mente per un risultato abbastanza rocambolesco, abbastanza incredibile. Il Parma vinse 5-3, infatti mi sono appuntato anche quella che un tempo in radio si chiamava la successione delle reti, perché non me le posso ricordare a memoria. Peccato solo non avere il Guerin Sportivo con il servizio di Empoli-Parma, ma solo l'immagine del gol di Bogossian, che poi vi farò vedere. Empoli-Parma dunque il 20 dicembre 1998, piove, è la giornata prenatalizia e il Parma vince, come detto, 5-3. Andiamo a vedere i gol. Empoli in vantaggio con il centrocampista Alessandro Pane al 10° minuto. Un minuto dopo il pareggio di Crespo per il Parma. Al 24° di Napoli, Arturo Di Napoli riporta in vantaggio l'Empoli. Al 45°, proprio prima dell'intervallo, il gol di Bogossian, che ora vi mostro, 2-2. Al 57° Parma in vantaggio con Fuser. All'83° quarto gol degli emiliani con Fiore. E poi in pieno recupero arrivano due gol, il terzo dell'Empoli con Di Napoli al 91° e il quinto del Parma con Fuser ancora, quindi doppiette di Napoli e Fuser al 92°. Questo è il gol di Bogossian che vi dicevo prima. Purtroppo è l'unica immagine che sono riuscito a trovare, anche se mi sono andato a rivedere il servizio poi in rete per avere un quadro un po' più completo della partita, vedere anche climaticamente che tempo faceva, insomma, che cosa si diceva di quella partita. Questo è il gol di Bogossian, questo è il resoconto della giornata di campionato con i risultati di quella 14ª giornata del 98-99, e adesso vi faccio vedere le due squadre di quella partita. Prima però vi dico anche che cosa mi ha sorpreso di questa partita, che in quella stagione lì il Parma in poche settimane ottenne due risultati in trasferta clamorosi. Questo qui 5-3 ad Empoli e una vittoria simile 6-3 a Piacenza il 10 gennaio, quindi in pratica 2 settimane dopo, se si somma anche se si esclude il Natale, quindi la sosta natalizia. Risultati abbastanza anomali per la Serie A, ma in generale per il calcio. Il Parma in due trasferte, Empoli 3, Parma 5, Piacenza 3, Parma 6, risultati un po' curiosi, bizzarri, che però mi hanno fatto ricordare queste due partite molto, molto strane del Parma. Questo è l'Empoli, vedete, con già Corrado Orrico come allenatore nell'album di Calcio 2000 con le figurine in omaggio. Questo qui è l'Empoli, che si piazzerà ultimo in classifica. E ora vi faccio vedere il Parma, da molti giudicato come il Parma più forte nella sua storia, e mi stupisco sempre quando si critica quel Parma per non aver vinto lo scudetto, ma il Parma in 10 anni dal suo esordio in Serie A ha coronato i suoi grandi anni 90 facendo incetta di coppe, Coppa delle Coppe, Coppe UEFA, Coppa Italia, Supercoppe. È mancato lo scudetto, è vero, ma sarebbe stata la ciliegina sulla torta in una decina d'anni comunque davvero tanto tanto vincenti per il club emiliano, per il club giallo-blu. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io torno la prossima settimana con la rubrica la partita della settimana. Sta finendo il campionato, poi decideremo magari anche insieme, suggeritemi che cosa volete fare per l'estate, se parlare, sicuramente porterò magari qualche ultima giornata della Serie B o qualche vecchio campionato europeo, mondiali. Vediamo un po' che cosa riesco a trovare, qualche amichevole, vediamo un po' che cosa si trova anche per l'estate, in cui comunque non vi lascerò da soli. Iscrivetevi al canale, io torno domani, ciao!